Siamo col dottor Andrea Cereser, consigliere comunale del Partito Democratico di San Donà di Piave, che di recente ha sollevato un problema sulla gestione del personale all'interno dell'amministrazione comunale. Ci sono soldi per cause legali spese, non pochi, e potrebbe essere diversamente, mi pare di capire. Sì, beh, è una vicenda, quella che ha dato origine, insomma, anche all'articolo recentemente apparso sulla stampa, che di fatto attraversa diverse legislature ed è complicata di suo. Diciamo che quello che fa, insomma, saltare agli occhi la questione è che sembra che siamo arrivati a spendere come amministrazione comunale una cifra tra i 4 e i 500 mila euro, che significa quasi 1 miliardo di lire, senza peraltro avvicinarsi alla soluzione di questa controversa e intricata situazione. Io chiaramente non sono nelle condizioni di o avanzare delle accuse o proporre delle soluzioni, perché ci sono molti dati che come consigliere di minoranza non posseggo e che però penso che giustificherebbero l'istituzione di una commissione per approfondire la materia. Beh, una commissione è un termine forte, intendo come richiesta. La cosa riguarda un dipendente, più dipendenti, si può parlare di un clima generale che non va o che altro? Allora, sicuramente c'è un motivo forte di questa questione legato alla vicenda di un noto ufficiale di polizia urbana, e però nel tempo ha coinvolto anche persone che a lui sono state accostate e che ora anche dal punto di vista personale stanno subendo un po' quelle che sono, insomma, sembra delle discriminazioni, almeno a detta di chi le riceve, da parte dell'amministrazione. La Commissione si giustifica perché molte informazioni non sono a conoscenza dei consiglieri e l'unico strumento o uno dei pochi che ci consente di acquisirle è proprio questo tipo di strumento che è la Commissione d'inchiesta. Ecco, lei parlava anche sempre così, anche nell'articolo, di problema di come vengono spesi i soldi nell'ambito dell'amministrazione comunale. Ci sono degli altri rilievi che lei vorrebbe fare? Beh sì, a parte questo è una questione generale, nel senso che le risorse sono esigue e questo ce lo diciamo ormai dal 2008. La questione è definire le priorità di intervento, per dire c'è la frazione di Mussetta che attende da anni una scuola e che forse in parte poteva trovare risorse riducendo l'investimento che c'è stato sulla piazza, facendo una cosa più sobria, ma che potesse servire anche a questo scopo. Questo è un esempio, ma di opere pubbliche che molti cittadini stanno aspettando da tempo e che quindi potrebbero essere realizzate, se ne potrebbero fare altri di esempi. Bene, un'ultima domanda. Allora questa commissione d'inchiesta ha già presentato richiesta perché venga costituita? No, ripeto, stiamo condividendo l'idea insieme alle forze di minoranza e in maniera anche trasversale, per cui noi contiamo che a breve, quindi nel giro di 1 o 2 mesi, abbiamo gli elementi sufficienti per convincere il Consiglio a dare mandato a questo gruppo di studio di approfondire le questioni. Bene, ringraziamo il dottor Cereser per averci illustrato un po' com'è la vita all'interno del palazzo. Grazie.